Signore e signori, buonasera, bentrovati per questo nuovo appuntamento con i concerti di luglio alla chiesetta di San Vigilio, a questa chicca, a questa preziosità che abbiamo. Prima di tutto un ringraziamento alla parrocchia di Col San Martino, al parroco Don Carlo, all'amministrazione comunale. Vorrei invitare, anche se non vuole, il sindaco Mattia Perencin per due parole di saluto. Intanto indico un ringraziamento, intanto facciamo parlare il signor sindaco. Grazie Roberto, buonasera a tutti, un saluto da parte mia e dell'amministrazione di Fara di Soligo. Devo dire che è bello essere qui questa sera in una veste, vedere in una veste diversa questa nostra chiesetta a noi tanto cara, ovvero diventata anche questa patrimonio dell'umanità come tutte le nostre colline. Penso che questo sia un grande riconoscimento di cui non bisogna aver paura, ma bisogna essere orgogliosi e abbiamo davanti una grande sfida. Questo non è un arrivo, ma è un punto di partenza. Da qua dobbiamo guardarla sotto il punto di vista anche delle opportunità che si andranno a creare per il nostro paese, per il nostro territorio, per le nostre bellezze. Questa è una chicca, come ha detto giustamente Roberto, e devo dire che sono davvero contento che la chiesetta di San Vigilio, come la chiesa di San Lorenzo, come il paesaggio e quella fotografia che è diventata poi il simbolo UNESCO presa da Collagù verso Fara di Soligo, queste tre immagini abbiano fatto e continuano a fare in questi giorni il giro del mondo nel momento in cui noi siamo diventati patrimonio dell'umanità. Questo credo debba essere per tutti noi un motivo di orgoglio, un motivo di vanto, se si vuole anche, e spetta a noi essere gli ambasciatori del territorio ed essere quindi pronti a promuovere questo nostro gioiello, questo nostro paese. Per cui ben vengano manifestazioni come queste che già ormai di diversi anni si portano avanti, e il ringraziamento ovviamente va a Roberto Ghizzo per la straordinarietà dell'organizzare eventi come questo e per la sua caparbietà sempre nel portare nuovi artisti e dare il giusto risalto a questi luoghi. Grazie ancora a tutti e buona serata. Vedo un mio caro amico Martino Pupetti, ex presidente della ciclistica, lo invito ai suoi due posti riservati qui davanti, lo invito a prenderne possesso. Devo ringraziare l'associazione ciclistica Col San Martino, la Proloco Col San Martino, ovvero Luciano Stival e Angelo Guizzo. Devo ringraziare anche il gruppo Alpini, Martino Pupetti, Lucio Pupetti, il presidente del gruppo di Col San Martino, per il coadiuvare questa nostra iniziativa. A fine ci sarà un vin d'honneur, come si dice, nel dopo concerto. E permettetemi di ricordare anche i miei genitori, ai quali ho dedicato questa piccola rassegna. Mio padre è stato il primo vicepresidente della Proloco di Col San Martino, e guardando l'Albo d'Oro del 1957 ho trovato anche il mio nome tra i soci della Proloco e ne sono orgogliosissimo. Mia madre ogni anno mi telefonava dicendomi: ti ho pagato la tessera della Proloco. La cosa mi faceva piacere, però non avevo capito il nesso, adesso ne ho preso atto. Passiamo alla serata. Dialoghi in più stili tra violino e violoncello,
Con questo programma si vogliono accostare lo stile italiano e tedesco del periodo barocco e classico, passando attraverso diverse forme di scrittura. La sonata da chiesa, nel caso di Vivaldi e Geminiani, in cui il violino solista è accompagnato dal solo violoncello, come spesso accadeva all'epoca, in assenza di uno strumento a tastiera che ricopriva il ruolo del basso continuo, con la realizzazione di accordi, arpeggi ed imitazioni. La serenata, forma più libera prediletta da Bonporti, il capriccio per strumento solo e il duo concertante, in cui entrambi gli strumenti ricoprono la stessa funzione solistica. Gli strumenti utilizzati da Giulio e Elena sono strumenti con corde di budello come da prassi storica per avvicinarsi proprio alla tipologia del suono richiesta per questo repertorio e anche ad onore di questo sito storico. Giulio Paduin si è diplomato al violoncello presso il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto con Walter Vestidello, ha poi frequentato masterclass con Enrico Bonzi e con Christian Poltera. Si è specializzato in musica antica con Marco Testori all'Università Mozarteum di Salisburgo e con Christoph Quine alla Scuola Cantoro Basilensis di Basilea. Ha inoltre approfondito la prassi esecutiva barocca con Walter Vestidello, Stefano Veggetti, Stanley Richter, Jos van Himmersel e Catherine Jones. Collabora con numerosi gruppi ed orchestre, tra cui Accademia Bizantina, Venice Baroque Orchestra, Fondazione Pietà dei Turchi di Napoli, Camerata Bacchiensis, l'Arsenale. Assieme al violinista Carlo Rado e altri musicisti ha fondato il Contrarco Barocco Ensemble, gruppo che esegue musiche dei secoli XVII e XVIII su strumenti originali. Con questo gruppo ha partecipato al Festival Risonanze 2017 e al Festival Urbino Musica Antica 2019. Elena Abbati suona in diverse formazioni da camera in Svizzera, Italia e Francia, dedicandosi allo studio e alla ricerca della prassi storica. Si è diplomata in violino moderno e barocco a Fribourg e con Julia Schröder e Gottfried von der Goltz e a Basilea con Raphael Oleg e Leila Scheileg. Ha frequentato masterclass con Ahmedine Beyer, David Plantier, Chiara Bianchini, Christian Bezuidenholt, Alessandro Moccia, Francesco Corti. Ha vinto borse di studio all'Associazione del Suono e alle fondazioni Adel Hansen in Germania e Hirschmann in Svizzera. Elena Abbiati collabora con orchestre moderne ed ensemble barocchi quali Orchester Basel, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra Nazionale della RAI, Teatro Regio di Torino, Accademia Montis Regalis, il Pomodoro, l'Onda Armonica, il Capriccio, Bach Academy di Lucerna, Bremer Baroque Orchester. Voglio anche mandare un saluto a quelli che ci stanno seguendo via web, questo concerto si vede in tutto il mondo, so che abbiamo gente che ci ascolta e ci vede da Istanbul, da Londra, da Parigi. A Parigi voglio mandare uno saluto speciale a un nostro colsammartinese, Flavio Izzo, che vive in quella città e la settimana scorsa ha fatto pervenire, come dire, i suoi complimenti alla nostra iniziativa, alla vostra iniziativa. Il programma inizia con un allievo di Arcangelo Corelli, è autore di diversi tratti riguardanti la prassi esecutiva e il gusto musicale dell'epoca. Nelle sue sonate per violino e basso continuo, Francesco Geminiani ci mostra una grande invenzione compositiva, evidente soprattutto nei movimenti lenti che crea nell'arco di poche battute effetti contrastanti e un carattere rapsodico ricco di dissonanze. I tempi veloci di questa sonata sono il ritmo ternario, di carattere prevalentemente danzante. Di Francesco Geminiani, la sonata in Re maggiore per violino e basso continuo, opera 4, numero 6, per violino appunto e basso continuo nei tempi adagio, allegro, andante, allegro. Ecco a voi Elena Abbiati al violino e Giulio Paduin al violoncello. Buon ascolto.
Laureato in filosofia, fisica e teologia, Antonio Bonporti è stato considerato un compositore dilettante poiché non vincolato da alcun lavoro su commissione. Peraltro questa definizione lui stesso la fece riportare anche sul frontespizio dell'opera 12, da quale è tratta e sarà eseguita la serenata numero 6. A differenza della sonata da chiesa, la struttura qui è più libera. L'adagio cantabile introduce un movimento centrale più esteso in forma di tema con variazioni, in cui il violino e il violoncello si alternano per imitazione con passaggi virtuosistici, concludendo con una breve chiusa finale. Di Francesco Antonio Bonporti, serenata in La maggiore a violino e violoncello, opera 12, numero 6, nei tempi largo, paesana variata alla moderna andante, chiusa presto. Elena Abbiati e Giulio Paduin al violoncello.
Prima del prossimo brano mi corre l'obbligo di salutare e ringraziare una persona, Don Tarcisio, che è qui presente, alla quale si deve, credo una ventina d'anni fa, forse di più, questa iniziativa. Direi che gli va tributato un applauso. Vorrei anche ricordare un'altra persona. Giulio è figlio d'arte, è figlio di Roberto Paduin, un ragazzino che quando ero ragazzino anch'io andavo ad ascoltare segretamente in chiesa a lezioni da Don Liberale Durante, ed è diventato, oggi è uno dei massimi insegnanti, uno dei massimi docenti di musica, un grande organista e compositore. La moglie è una clavicembalista altrettanto brava e i figli sono tutti musicisti, un flautista, un contrabbassista e Giulio. Non si conosce molto riguardo alla vita di Giuseppe Dall'Abaco. Nato a Bruxelles e istruito dal padre, concluse i suoi studi musicali a Venezia per poi diventare musicista di corte a Bonn. Dopo alcuni viaggi in Inghilterra si stabilì a Verona, luogo della sua morte. Nei Capricci per violoncello solo si nota uno stile di scrittura arcaico rispetto all'epoca preclassica in cui vive Dall'Abaco. In particolar modo il Capriccio numero 1 è un'invenzione sopra un passo ostinato di passacaglia. Di Giuseppe Clemente Dall'Abaco, Capriccio in do minore per violoncello solo, Giulio Paduin ci farà ascoltare assieme al suo strumento, con corde di budello come ai tempi antichi, e con una particolarità per ovviare all'effetto lupo. Non ha usato tecnologie, un bel tappo di prosecco tra il nero e la cassa armonica, eccezionale, siamo sempre i numeri 1. Buon ascolto.
Vivaldi scrisse una serie di sonate per violino e basso continuo dedicate al famoso violinista e compositore di Dresda, Johann Georg Pisendel. Nonostante la sonata RV5 non faccia parte di questa raccolta, nel manoscritto ritrovato si riconosce la grafia del musicista tedesco che ricopiò la musica originale di Vivaldi. Lo stile della sonata presenta nei tempi allegri molte caratteristiche tipiche della scuola e del gusto tedesco, soprattutto nel modo in cui viene sviluppato il basso continuo. Nei tempi lenti, invece, si riconosce la cantabilità e l'invenzione vivaldiana tipica della scuola veneziana. Di Antonio Vivaldi, la sonata in Do maggiore per violino e basso continuo RV5 nei tempi andante, allegro, largo, allegro, nell'interpretazione di Elena Abbati e al violino e Giulio Paduin al violoncello. Buon ascolto.
Nato lo stesso anno di Beethoven, Hofmann è un violinista e compositore tedesco apprezzato anche da Mozart per le sue abilità musicali. Lo stile del duo è influenzato dalla prima scuola viennese e da quella violinistica francese. Il virtuosismo e la vivacità dei due movimenti rapidi sono placati da un breve andantino con moto centrale, dal carattere melanconico e con accenti di ritmica siciliana. Violino e violoncello dialogano nel terzo movimento in forma di variazione, dilettando il pubblico e gli esecutori stessi in maniera leggera e raffinata. Di Heinrich Anton Hofmann, il duo in La maggiore, opera 5, numero 2, per violino e violoncello, nei tempi allegro, andantino, un poco con moto e tema con variazioni. Elena Abbiati e Giulio Paduin violoncello, ai quali io farei un ulteriore, applauso, giusto per lasciare che le campane terminino di suonare, ma lo hanno già fatto, e comunque lo facciamo lo stesso. Buon ascolto.
adagio da una sonata in do maggiore di Vivaldi. Eravamo indecisi quale delle due fare completa, quindi abbiamo pensato di fare come bis questo terzo movimento della RV3 in do maggiore, terzo movimento in do minore.
Grazie per la risposta che avete dato a questi due bellissimi ragazzi, ma grandissimi professionisti. In questa chiesa ha suonato Julius Berger, uno dei più grandi violoncellisti al mondo, è venuto con il suo Stradivari, appartenuto a Boccherini. Ebbene, Giulio Paduin non è da meno, Elena Abbiati non è da meno. Grazie, e a proposito l'invito è per venerdì prossimo con un altro ragazzo di Col San Martino, con Giovanni Scarpa, assieme a Stefano Bruni, il suo collega con il quale da anni ha un duo, e sarà un programma, speriamo, senz'altro altrettanto bello. Ricordo che organizza questa manifestazione Radio Veneto 1, l'unica radio italiana con l'orchestra, la radio privata italiana con l'orchestra filarmonica, l'orchestra da camera, e che grazie a grandi professionisti come questi ragazzi e a un pubblico competente come voi, perché questa sera tra un tempo e l'altro non ho mai sentito un applauso. Complimenti a voi e grazie della vostra presenza. Buonasera.